Seconda corsa premio Aculeo e la batteria B del trofeo Croce Rossa Italiana. Primi 4 in finale che si svolgerà la settima corsa. Questi partecipanti saranno a 20 metri in finale. Al 2 Brivido Riccio, Samuele Querci, 3 Zingaro Gadda, Elena Bruniera, 4 Blera, Massimo Bressan, 5 Carlos Di Ruggi, 1000 Zanichelli, 6 Zemmellino, Giuseppe Rizzo, 7 Camelo Terre, Andrea Orlandi, 8 Balsamo Leone, Michela Rossi. Autostart che accelera e si ritrae Carlos Di Ruggi. Si parte con la velocità di Zingaro Gadda che scavalca facile Brivido Riccio, al largo Blera, poi Zemmellino, quindi Camelo Terre a precedere Balsamo Leone, alla retroguardia Carlos Di Ruggi che ha completamente rinunciato al lancio e si trova in ultima posizione. Zingaro Gadda al comando su Brivido Riccio, al largo Blera che retrocede in cerca di un posto che non c'è. Terzo in corda Camelo Terre a precedere Balsamo Leone, quindi Zemmellino e poi Carlos Di Ruggi che va per linee interne. 400 metri in 38. Zingaro Gadda in vantaggio, preso la testa facile e adesso rallenta il ritmo a proprio piacimento, nessuno muove al largo. E così marcia di trasferimento. A metà della curva di sinistra non cambia nulla. Zingaro guida nei confronti di Brivido, poi Camelot, Balsamo, quindi Carlos Di Ruggi, di fuori sempre Blera. C'è l'errore da parte di Carlos Di Ruggi. Passaggio Numero davanti 5, alle tribune, Carlos si continua ad Di Ruggi, andare squalificato. pianissimo. 800 metri in 1, 4 e 2, 33 e 4. Muove dalla seconda posizione Brivido Riccio, che sembra voler spostare per andare su Zingaro Gadda, il quale ovviamente accelera. Ha fatto un giro di nulla. 1.19,8 addirittura il primo chilometro. All'avanguardia Zingaro Gadda, secondo è Brivido Riccio, poi Camelo Terre. Ripetiamo, numero Blera. 5, Carlos Di 500 Ruggi, dal palo, squalificato. allunga Zingaro Gadda, inseguito da Brivido Riccio e da Camelo Terre, poi Blera e Balsamo Leone, la rete di line 14 e 2, ha aperto i rubinetti Elena Bruniera che scappa con Zingaro Gadda per portarsi a casa questa batteria. Brivido Riccio prova a non perderlo di vista, poi Camelo Terre all'ingresso della dirittura d'arrivo. Zingaro Gadda se ne va da Brivido Riccio. Zingaro Gadda che viene a vincere facile. Al secondo posto Camelo Terre, Giustizia Brivido Riccio, al quarto Balsamo Leone. 1.16,3, 28,8 la chiusa, tutto facile per Zingaro Gadda. Elena Bruniera per Alessandro Raspante, i colori della scuderia Alele. Facile assunto di Zingaro Gadda che in percorso di testa si stacca nettamente dai rivali. Finisce bene al secondo Camelo Terre, anche lui finalista insieme a Brivido Riccio e a Balsamo Leone.